chiusi nella propria bolla, sospettosi e impauriti. Le persone non si incontrano più, non parlano, non si guardano, sono bloccate, paralizzate, come la società. Sappiamo bene che non si può viaggiare, non ci si può incontrare. Potremmo dire che il cosiddetto villaggio globale è tornato a essere ancora una volta l'unione di tanti piccoli villaggi individuali. Ognuno pensa a sé e guarda gli altri con sospetto. È vero, non ci sono più muro, ma per proteggerci si finisce per essere sempre più distanti. E i messaggi che ci arrivano dai mezzi di comunicazione fanno tutti leva su noi stessi. Siamo forti? Andrà tutto bene? Dobbiamo avere fiducia in noi, come se la soluzione di questa situazione fosse tutta in mano nostra. Ma noi davvero la pensiamo così? Noi, famiglia salesiana di Don Bosco, noi cristiani, noi uomini e donne, siamo stati voluti da Dio, amati da Dio per essere specchio della sua bontà, un raggio di speranza che ci rimette alla grande speranza che è Dio. E allora proviamo a riflettere l'amore di Dio. Riflettiamo quella luce che fa nuove tutte le cose. Noi dobbiamo essere la mano che aiuta a cambiare valori e visioni. Trasformiamo l'individualismo in fraternità, in solidarietà. Non so in quante case sono andata e quante cose ho portato. Quello che so è che non mi era mai capitata una cosa così. Di solito do il cibo ai senza tetto. Stavolta portavo cose che uso anche io in casa. Perché la difficoltà non era nel fattore economico, era nella limitazione della libertà. Quella persona non poteva camminare, non poteva uscire. Era sola ad affrontare tutto. In quei 2 minuti era meno sola. Per un attimo, ma meno sola. È strano stare accanto, essere presente, senza poter stare insieme. Io non potevo entrare, potevo solo consegnare le cose. Una volta chiedevo il nome, un'altra volta se era tutto ok. Una quotidianità mai vista anche per me, una routine tutta nuova. Dove vedi una difficoltà devi andare. Ma se quella difficoltà non l'hai mai vista neanche tu, come l'affronti? In TV li chiamano i nuovi poveri, e forse è vero, perché i poveri non sono tutti uguali. Tutti hanno fame però, ma anche la fame è diversa. Può essere fame di pane o di cultura. Oppure fame di autonomia, di dignità, di integrazione. Tutti hanno bisogno di spazi e di persone amiche. C'è chi è nato povero e chi si è abituato ad esserlo, chi è diventato povero dall'oggi al domani e chi lo è diventato nel tempo perché è perennemente derubato. C'è chi lo è ma non lo accetta. Non è sempre facile avvicinarli, ognuno è diverso. Da noi hanno trovato una famiglia. Abbiamo provato ad accoglierli, accompagnarli e promuoverli, facendoli diventare i nostri maestri. Una famiglia che non dorme la notte pensando a come fare, a cosa inventare, per dar loro da mangiare anche domani il pane di cui hanno bisogno.
Trasformiamo l'isolamento in un'opportunità per cercare la propria autenticità e l'incontro vero e sincero. Non la pensavo così, anche se so che usiamo le reti sociali per comunicare con i giovani. Mantenerci in contatto con loro è molto difficile. Un selfie o un post non è difficile. A volte mi capita di dovermi mettere in contatto con loro, ma dico che lo farò dopo, lo farò più tardi. Ma non deve essere per forza così, perché devo farlo io. Perché so che la vicinanza in questo momento può essere espressa solo in questo modo. Appena iniziato il confinamento ho cominciato a chiamare le persone che già seguivano un processo terapeutico per continuare le sedute per videochiamata. Ma come si fa con chi non ha accesso o con chi non sa come farlo? E d'altra parte, come si fa con le persone che non pensano nemmeno di dover parlare? Ne usciremo tutti da questa situazione. Non possiamo essere soli, ma dobbiamo incontrarci, dobbiamo capire, immaginare, accompagnare, prevenire. Ci hanno chiesto di essere parte attiva per fermare questo virus e noi ci stiamo provando. Io prima non avevo mai neanche fatto una videochiamata e adesso ci faccio le lezioni. Solo che Giuseppe non si collega perché non ha il PC. Chiara perde continuamente la connessione perché deve collegarsi dal lavoro dei genitori con tutte le distrazioni intorno. Luca non ha la DSL e Maria deve condividere la stessa connessione con i suoi 5 fratelli. Non è la didattica a venire meno, non ci interessa che non ricordino una data nello specifico o il nome di un autore. Ci interessa che Giuseppe, Maria, Luca, Chiara non si sentano soli. Per questo ora non faccio altro che mandare messaggi. Passiamo dalla divisione all'unità, dalla disputa, dalla mancanza di rispetto e dalla divisione a unire gli sforzi e alla concordia. Passiamo dallo scoraggiamento e dal pessimismo ad avere fiducia e speranza. Passiamo dallo stare chiusi guardando l'altro come un pericolo e un avversario ad aprire le nostre porte e i cuori per accogliere. Dal vuoto all'orizzonte della trascendenza. Noi crediamo in un sole che illumina per sempre, ma siamo in grado di vederlo? E soprattutto riusciamo a mostrarlo al mondo, a far vedere i suoi frutti? Il sole fa germogliare, riempie tutto di fiori e il sole di Dio ci regala una nuova primavera. Ecco, sì, una nuova primavera. E noi siamo persone di primavera o d'autunno? Dio ci parla attraverso tante persone di primavera, persone che sanno e hanno saputo vivere con speranza. Pensiamo al nostro padre Don Bosco, che ha vissuto tutta la sua vita mosso da questa virtù, affrontando tante situazioni, tragedie e dolore. Ci ha insegnato che il cammino della fede e della speranza danno la forza necessaria per agire, per aiutare e cambiare le cose, o almeno limitarle. Don Bosco guardava oltre i problemi e questa forza per guardare lontano gliela dava la fede e la speranza. Pensiamo ad esempio alla situazione del colera. C'erano persone che si preoccupavano soltanto di loro stesse e dei loro bisogni, mentre Don Bosco e i suoi ragazzi, come molti altri, si davano da fare per aiutare tutti a superare la tragedia, perché nessuno si salva da solo. Se hai qualcuno che ti ama, ti salvi. E noi tutti abbiamo Dio che ci ama profondamente. Un mondo senza Dio è un mondo senza speranza. Per questo noi dobbiamo proporre un cammino di fede autentica per poterci allenare alla speranza. Ecco,
Alleniamoci alla speranza, perché sappiamo e sentiamo che Dio è con noi. Scopriamo la speranza nella preghiera, dove ritroviamo l'incontro con Gesù. Questa preghiera che è ascolto e incontro con Dio. Questa preghiera che ha il potere di trasformarci, di aprirci la mente e il cuore e che ci fa sentire che mai siamo soli. Cerchiamola nell'azione, nella fatica, nella vita quotidiana, perché sono i luoghi dove si impara ad avere la speranza. In fondo, quando un essere umano si muove tentando di trasformare una situazione, quello che fa non è soltanto sperare, ma guardare con fiducia e speranza, sognando di vedere il frutto dei propri sforzi. Scorgiamola nella sofferenza e nel dolore. Sono delle realtà che tante volte, invece di scoraggiarci, permettono di aprirci alla speranza. Non si può continuare a stare l'uno contro l'altro, dobbiamo sostenerci. Dobbiamo pensare a chi sta peggio di noi. È difficile, andrà come vuole Dio. Sono fiducioso, finirà prima o poi. Mettiamoci nei panni degli altri e aiutiamoci tutti. Io non ho niente. Affidiamoci a Maria, lei saprà cosa fare. Tutto è continuamente in bilico, tutto precario. Nessuno si salva da solo. Siamo tutti importanti. Nelle crisi più grandi scompaiono così tante cose, tante sicurezze che pensavamo di avere, ma i grandi valori del Vangelo non scompaiono. Per questo, come famiglia salesiana di Don Bosco, dobbiamo continuare a dare risposte evangeliche per tutta la nostra vita, anche per la vita dell'umanità. Il giorno in cui tutto quanto finirà sarà bello scoprire che niente è andato perduto, nessun sorriso, nessuna lacrima, nessun sforzo, nessuna preghiera. E quando Dio pronuncerà la sua ultima parola di benedizione, ecco, io faccio nuove tutte le cose, noi piangeremo, sì, ma piangeremo di gioia, perché ci siamo fidati, perché nelle difficoltà e nelle crisi abbiamo posto in Lui la nostra speranza. La vedi la luce nuova che nasce e si riflette nei tuoi occhi. La speranza è tutta lì. Illuminiamo questo mondo, insieme.